Buongiorno, ben ritrovati, torniamo in diretta, staremo insieme fino alle 14:30 all'incirca, spazio ai temi della salute, parliamo di dolore e quindi di come curarlo utilizzando la tecnica della neuromodulazione. Dolore che è un'esperienza che viviamo quotidianamente, ma che cos'è? È una sorta di meccanismo di difesa che il nostro organismo mette in atto sostanzialmente per metterci in allarme e dirci che qualcosa sta rischiando di mettere a rischio l'integrità del nostro corpo e la nostra salute. Quindi capiremo quest'oggi anche come trattare i diversi tipi di dolore. Lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. In studio con me è tornato a trovarci il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno, Alberto, ben trovato dottore. Buongiorno. Allora, partiamo proprio dal dolore. Che cos'è? Sì. È davvero una risposta fisiologica del nostro organismo? Perfettamente bene, lei ha espresso perfettamente bene, sostanzialmente un campanello d'allarme, che la causa di questo dolore sia interna al nostro fisico o che sia per qualche fattore esterno, il dolore è proprio un segnale di allarme, allerta a dire c'è qualche problema che può rovinare il fisico, che può mettere a repentaglio la nostra salute, e quindi è un elemento di un'importanza assoluta nella vita dell'essere umano. Ci sono delle patologie che è inutile che andiamo a descrivere, ma sono delle malattie in cui manca la sensibilità dolorifica. Questo per questi pazienti è veramente un problema grandissimo, perché si trovano esposti ad una lesione senza aver potuto, diciamo, accorgersene prima, e quindi dei rischi di salute veramente gravi. Quindi il dolore noi solitamente lo percepiamo come un evento, insomma, fastidioso, poco piacevole, però in realtà è molto importante. È molto importante, è negativa evidentemente la causa che l'ha provocato, però il fatto che ci sia questo impulso elettrico che attraversa le fibre nervose dalla periferia al cervello, che sono le fibre più sottili di un nervo, proprio perché sono le fibre più delicate, quindi più pronte a segnalare qualcosa che non va. Un nervo è fatto come i vecchi cavi del telefono di una volta, diciamo una treccia di vari assoni, si chiamano fili, diciamo, elettrici, che portano gli impulsi negativi o positivi o comunque tutte le connessioni dalla periferia al cervello. Quelli del dolore sono proprio le fibre più piccoline, perché sono quelle che in qualunque maniera vengono attivate più rapidamente. Quindi possiamo dire che il dolore ci aiuta in qualche modo e ci è utile proprio per preservare la nostra integrità fisica e l'integrità del nostro corpo. E reagire come appunto niente di più spontaneo, diciamo noi, che se c'è qualcosa che ti ferisce, retrarti. È una reazione rapidissima del fatto di aver ricevuto un insulto che appunto fa male, e che immediatamente il nostro organismo attraverso i muscoli reagisce, per esempio solo spostandosi da un trauma. Questo è già una reazione di difesa immediata, e grazie appunto alla sensibilità dolorifica. E questo è, diciamo, l'aspetto più utile, diciamo così, del provare dolore, però un'esperienza che noi viviamo quotidianamente in piccola misura o in grande misura, ma che davvero può minare la nostra quotidianità, il nostro vivere quotidiano, tra l'altro riducendo notevolmente la qualità della nostra vita. Sì, questo per quanto riguardi un dolore acuto, chiaramente senza dubbio, però se poi l'evoluzione della sintomatologia è l'evoluzione del dolore che si cronicizza, diciamo noi, cioè che diventa di per sé un problema nuovo, a prescindere o in parallelo al fatto del fattore causale, chiaramente la vita viene letteralmente condizionata, rovinata, diventa un problema tutto, diventa un problema esserci, lavorare, fare il proprio dovere, ma anche uno svago, una camminata, una gita. Il dolore può diventare in certe situazioni un problema di per sé.
Certo, e questo ci porta naturalmente a cercare in maniera anche spasmodica una soluzione e ci rivolgiamo al medico. Nuove, diverse, che possono richiedere, al di là della causa, la gestione. Lei ha parlato di dolore cronico. Quando il dolore si cronicizza e possiamo appunto parlare di dolore cronico? La definizione teorica è di dire che dopo 3 mesi il dolore è definito dolore cronico. Questa definizione teorica generica, cioè si comincia a discutere sul fatto che causa persistente o causa superata, il dolore possa, per svariati motivi che vediamo, possa diventare il dolore cronico, cioè un dolore che non sarà più il dolore acuto, il dolore drasticamente invalidante, il dolore urente, il dolore con magari formicolio, ma un dolore più subdolo, più a basso grado, diciamo, ma che comunque nella giornata, nel movimento o anche nello star fermi seduti o addirittura nel riposo notturno persiste. Quindi vede che cominciamo a separare il fatto dalla causa al fatto dell'elemento dolore di per sé. Dolore cronico è praticamente un'iniziale modifica dei meccanismi che hanno raccolto la sensazione negativa per portarla al cervello. Questi meccanismi stessi cominciano a modificarsi e a deteriorarsi proprio nella persistenza e quindi diventano una modifica strutturale che manda al cervello degli impulsi che sono il dolore cronico. Quindi un dolore che potremmo dire dura un po' più a lungo rispetto ai tempi normali di guarigione e si modifica anche. Quali caratteristiche ha il dolore cronico? Prende le caratteristiche appunto di un dolore più subdolo, non così legato, mettiamo per le patologie di cui normalmente mi occupo io, di colonna vertebrale, di postura eccetera, non più così legato alle posture e ai movimenti, ma persistente, forse anche accompagnato a formicolia, disestesie, piccoli bruciori, ma fondamentalmente proprio dolore di per sé. Si è alterata la struttura della fibra elettrica che porta l'impulso al cervello e quindi cambia la modalità di esistenza del dolore, quindi cambieranno le esigenze di cura. Ma forse è bene prima che diamo un'idea di che cos'è proprio il generico controllo del dolore. Esiste una teoria che si chiama la teoria del cancello del dolore, una teoria che quando fu enunciata fu rivoluzionaria, parliamo della fine degli anni 60, anni 70, in cui Melzack e Wald presero il premio Nobel per aver capito questa cosa, perché ha messo le basi della moderna medicina di gestione del dolore. Lei ci ha portato anche qualche disegno, diciamo, chiamiamolo così, però molto semplice, però ci aiuta davvero a capire il meccanismo che abbiamo spiegato sinora. Perché parto dall'idea di dire la rappresentazione del dolore acuto è quando prendiamo un trauma e quindi lo stimolo doloroso è acuto. Chiaramente cosa viene in mente da pensare subito vedendo quell'immagine? La persona ritrae il dito ed ecco che abbiamo questo meccanismo. È partito l'impulso del dolore, è arrivato al cervello, è partito un altro impulso che è tornato ai muscoli, per cui uno ritrae la mano e il braccio. Questa è la reazione al dolore. Altra constatazione banale della vita quotidiana è che se io mi faccio male in un punto vado subito a strofinarmi la parte del dolore. Perché? Perché così lo sento un po' meno. E questo è il primo passaggio che ha permesso di intuire questa fantastica cosa che è appunto la dimostrazione della teoria del cancello del dolore. Cioè, se io dalla zona dove ho dolori faccio anche affluire una serie di impulsi elettrici da quella zona al cervello, sovraccarico le vie di trasmissione dalla periferia al cervello di queste sensazioni, ostacolo la via e quindi questo cancello filtro di entrata degli impulsi verso il cervello viene sovraccaricato e quindi riduce la sensazione del dolore di per sé. Allora in questo disegnetto appunto per esempio vediamo che sulla sinistra è segnalato il painful stimulus, cioè lo stimolo di dolore che abbiamo visto prima. La martellata sul dito.
vado a toccare e strofinare sopra, attivo tutta una serie di altre fibre che arrivano comunque al midollo dentro la colonna vertebrale, vengono combinate con le stimolazioni dolorose nella colonna, nel midollo, salgono al cervello dove arriva questo iperafflusso di stimoli che un po' copre, un po' frena la sensazione pura di dolore. La sensazione però spesso è reale, no? Cioè certo. Si ha davvero la sensazione di un certo provare sollievo. meno dolore. Esatto. Ed è appunto questo che ha portato a capire questa cosiddetta teoria del cancello e quindi ha portato a ricercare meccanismi medici di gestire il dolore. La cosa più banale è la stimolazione elettrica transcutanea, la cosiddetta TENS, che si utilizza ormai normalmente in qualunque, non solo dico in qualunque centro di fisioterapia, ma anche normalmente con banalissimo apparecchietto a casa propria, si mette una piccola placchetta sulla cute della zona dolorosa. Il generatore è un apparecchietto tascabile che dà una serie di stimoli elettrici di bassissima intensità e una persona, finché lo usa, copre la sensazione dolore con iatrogenicità zero, perché non ci sono farmaci, non c'è nessun effetto negativo. Questa TENS è diventata una stimolazione di uso corrente in tantissimi casi di dolore cronico. Certo. Nel frattempo ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta, quindi come sempre la linea telefonica è aperta, aspettiamo le vostre domande, le vostre curiosità da porre al dottor Alberto Alexandre. Il numero lo state vedendo ed è lo 0422 1628 332. Dottore, come il dolore acuto, abbiamo detto, ha un significato, che significato ha il cambiamento in dolore cronico e quindi un dolore persistente, un dolore anche modificato nel suo modo di presentarsi? Certo, ha un significato estremamente più coinvolgente per le persone, perché tante volte il dolore cronico, che a quel punto a cui siamo arrivati a descriverlo si chiama anche dolore neuropatico, perché nasce dal nervo, dolore di sofferenza del nervo a questo punto, non più per l'agente causale esterno, che se vogliamo poteva essere un'ernia del disco, altrettanto poteva essere una sofferenza vascolare di un arto, una vasculopatia cronica che mette in ischemia un piede, una gamba, un piede diabetico, 1000 situazioni di questo genere, un lupus eritematoso oppure una fibromialgia, sono tutte situazioni dove si arriva appunto al dolore cronico. E allora per il medico e per il paziente la situazione cambia profondissimamente. Per il paziente perché purtroppo è un dolore molto più difficile da gestire, per il medico perché cambiano i presidi, i modi di azione. Allora ci sono delle tecniche che sono state studiate proprio per cercare di frenare questo problema. Cosa classifica il dolore cronico? Cioè come si arriva a capire che è un dolore cronico quello da risolvere, no? Che è invalidante? Perché la patologia di base poniamo che sia stata gestita correttamente o risolta, e anche indipendentemente dal fatto che sia stata risolta chirurgicamente o con terapie mediche, che di per sé sia rimasta come un esito, mettiamo certi casi, ritornando all'esempio del diabete, di purtroppo arrivare a delle amputazioni, per dire delle piccole dita del piede, per via di necrosi, di malattie conseguenti al diabete, oppure in casi di problemi della colonna vertebrale avremmo avuto la gestione, come dico, di un'ernia o di una stenosi del canale vertebrale. Possiamo arrivare appunto a quel livello in cui questi problemi hanno avuto la loro gestione corretta. Pur tuttavia rimane un dolore che non ha più le caratteristiche che aveva quando era il dolore di quella malattia, ma ha le caratteristiche di una disfunzione dei nervi che dalla periferia vanno al cervello, e quindi cambia la necessità di gestire. E cambia appunto anche l'approccio di gestione. Cambia l'approccio, la cura e tutte queste cose qui appunto. Quindi in questo caso una tecnica che ha preso moltissimo l'abbrivio al giorno d'oggi è la tecnica della neuromodulazione, che ha
svariati mezzi e sistemi di applicazione, ma comunque in generale neuromodulazione con radiofrequenze pulsate. Ecco, tra un attimo andremo a descriverla. Abbiamo parlato di dolore acuto, abbiamo parlato di dolore cronico e di dolore neuropatico cronico. Anche in questo caso tra un attimo le chiedo che cos'è, di che cosa si tratta. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno? Sì, pronto? Buongiorno, è in diretta, prego, con chi parliamo? Ecco, io sono la signora Ortensia Spagna e chiamo dalla provincia di Padova. Buongiorno Ortensia, ci dica pure. Ecco, praticamente state proprio parlando del mio caso e volevo qualche consiglio, qualche buona informazione. Allora, io sono 4 anni che otto con, diciamo, è partito tutto con una nevralgia tipica al quinto nervo del trigemino. Praticamente ne ho visto di tutti i colori e ne ho passati di tutti i colori. Sono stata anche operata, ma l'operazione della microcompressione così che viene fatto era solo per escludere che non fosse stata una vena, cioè che urtava, un nervo che urtasse la vena. Diciamo che mi hanno provato a fare di tutto. Volevo semplicemente chiedere se questa neuromodulazione per me potrebbe andare bene, perché io adesso in questo momento sto malissimo, malissimo in quanto tutto quello che mi hanno fatto non ha servito a niente. Io sono stata operata a Treviso, ho fatto un palloncino a Bologna, ho fatto la Gamma Knife a Verona e ho fatto la termodizottomia a Negrar di Verona. In 4 anni io ho visto solo medici e non ho visto più la mia vita, è cambiata veramente totalmente. Ecco perché mi sento di dire che quello che sta dicendo il professore che ce l'ha è tutto vero. Praticamente da un semplice dolore sono passata a una vera e propria malattia e da un dolore così è diventato un dolore cronico, cioè è proprio mio, costante, continuo, martellante, insidiante. Cioè non mi abbandona mai, né di giorno né di notte. Niente, la mia domanda è: se può essere utile la tecnica della neuromodulazione. Chiaro, grazie per la sua telefonata e per averci raccontato insomma la sua storia. Prego dottore. Grazie signora, grazie. Il problema suo è un problema molto particolare, molto difficile, impegnativo. Ha fatto quello che esiste a livello di gestione, diciamo, periferica del problema. Mi pare che non ha affrontato l'intervento intracranico, perché qui dobbiamo aprire una parentesi. Si tratta del dolore trigeminale, che è un dolore molto specifico. La causa praticamente è dimostrato essere il conflitto vascolo-nervoso, che però si realizza dentro al cranio, sotto al cervelletto, nella parte basale della scatola cranica, dove appunto origina questo nervo trigemino che poi viene a innervare il volto e può andare in conflitto con un'arteria del cervelletto, ed è proprio il continuo pulsare negli anni di questa arteria contro questo nervo, per delle specie di aderenze che si formano appunto sotto al cervelletto, per cui questo nervo comincia a soffrire. Allora, prima perché non si sapeva questa che fosse la causa vera del problema, poi perché accedere ad aprire la scatola cranica per una persona può essere una scelta piuttosto impegnativa, importante e comunque invasiva, anche se tante volte in questo caso è risolutiva. Comunque, negli anni la tecnica classica era di queste cose che la signora ha enunciato: andare a fare la microcompressione con un palloncino. Vuol dire andare non dove c'è l'origine della malattia, ma
diciamo in un'area che sta in una linea che possiamo collegare sotto all'occhio e verso il centro della testa, all'unione diciamo di queste due linee, dove il nervo esce dal cranio. Lì c'è il suo ganglio e lì si può andare con un ago e appunto tramite la punta di quest'ago gonfiare un palloncino che provoca una compressione. Questo è un sistema classico che esiste da 40 anni, che si fa per gestire questo tipo di dolore, di solito con una risoluzione, una buona correzione del dolore della durata di qualche anno. Anche le altre tecniche che la signora ha accennato sono sul tipo, cioè azione esterna alla scatola cranica per andare a fare in qualche modo una lesione del nervo in uscita dal cranio e quindi arginare i sintomi. Io la incoraggerei, visto che è andata in centri di assoluta qualità, come la neurochirurgia a Treviso, a Verona, dove questo problema è gestito nella maniera adeguata, io consiglierei di ritornare a sentire se il problema può essere affrontato a livello diretto della causa, andare a vedere se esiste, ci sono degli esami angiografici specifici, se esiste questo conflitto vascolo-nervoso sotto al cervelletto ed eventualmente su una situazione così grave decidere per fare l'intervento di apertura della parte posteriore del cranio per decomprimere, che potrebbe essere risolutivo. Che in moltissimi casi è veramente risolutivo, anche se è una cosa impegnativa, ma può valere la pena. L'indicazione è questa. Sì, abbiamo un'altra telefonata in studio. Sì. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, la signora Vencato di Vicenza. Buongiorno. Io soffro, Prego, buongiorno, soffro da 2 anni della sindrome della bocca urente. Ho fatto diverse cure e niente, non cambia niente, sempre il mio dolore lancinante. Volevo capire se si può trovare una soluzione. Grazie signora per la sua telefonata. Signora, sì. Credo che qui usciamo un po' Usciamo un pochino, anche qui tema. diciamo è un discorso di confine, parliamo anche in questo caso di una patologia un po' particolare, perché in questo caso sono interessati i nervi del basicranio verso l'orofaringe e diciamo che il difficile di questa situazione tante volte è che sono più di un nervo interessati e quindi la gestione sia microinterventistica che farmacologica è diciamo piuttosto complessa. È comunque una condizione cronica È una condizione di dolore. cronica certo. di dolore, allora anche per quanto dicevamo prima per la signora del trigemino, una parte di gestione andando a usare in quel caso magari dei farmaci che correggono la sofferenza cerebrale che si sviluppa per causa del dolore cronico. Tanto più in questo caso è bene usare tanti farmaci, ci sono dei farmaci specifici per correggere gli impulsi elettrici. Cioè tutte queste forme di dolore in sostanza hanno il fatto che il nervo trasmette gli impulsi del dolore in maniera diciamo lungo le vie del dolore in maniera disorganizzata perché è stato messo per un motivo o per l'altro in cattivo nutrimento. Il nervo soffre una situazione di subischemia, cioè di deficit di irrorazione, di metabolismo cronico. Allora in questi casi il trattamento è bene che sia un trattamento multifattoriale, migliorare la microcircolazione, fare dei trattamenti sul tipo della neuromodulazione, ma nel caso specifico di questa seconda signora andare a analizzare quale degli ultimi nervi cranici può essere in questione. Se la sindrome poi bisognerebbe andare a specificare è monolaterale o interessa tutti e due i lati, un discorso un po' complesso in tutti questi aspetti. Certo. Abbiamo un'altra telefonata, poi andiamo nel dettaglio a parlare di questa tecnica bioelettrica che è la neuromodulazione, che al giorno d'oggi è molto accreditata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono Paola di Padova. Buongiorno Paola, prego. Buongiorno, volevo chiedere al dottor Alexander, mi sembra. Sì. Allora, intervento all'anca per frattura da caduta con placca di SH.
Vabbè, hanno fatto un po' di disastri, ma lasciamo perdere. A 6 mesi di distanza mi comincia a fare molto male nella cicatrice e la zona cicatrice. Adesso non so se è la cicatrice o la placca che mi procura, e questo dolore sta diventando cronico H24. Questa era una domanda per il dottore, se venendo da lui con le sue tecniche si può intervenire. E un'altra domanda, frattura spontanea sempre dalla caduta di 2 vertebre alla colonna che si sono abbassate, quindi il radiologo, l'ortopedico ha detto c'è una frattura. E mi continua a fare male, però a distanza evidentemente c'è qualche problema. La stessa domanda al dottore: si può intervenire per queste 2 vertebre probabilmente fratturate, visto che si sono abbassate, sempre con le sue tecniche per diminuire o eliminare il dolore? Aspetti Paola. Paola, aspetti che il dottore ha una cosa da chiederle per capire meglio che indicazione darle. Grazie, qui è importante sapere da quanto tempo esiste questa frattura vertebrale, perché le cose cambiano. Mi sente, dottore? Sì? Sì. Allora, probabilmente dalla caduta di 7 mesi fa, solo che non se ne sono accorti, a forza di sentir male ho fatto una radiografia alla colonna in torto, si sono accorti di queste 2 vertebre, che sono quelle finali L5 e L6 probabilmente, lombosacrali, zona lombosacrale. Chiaro. Bene, Paola, grazie. Dottore, che indicazione possiamo dare? Intanto può essere la cicatrice che fa male? Può essere la cicatrice che faccia male nella sede del femore, perché succede che nei mesi dopo un intervento, dopo un trauma, dopo qualunque causa, dopo mesi la cicatrice si va, noi diciamo, organizzando, cioè si va diventando sempre più compatta, solida, resistente. Purtroppo appoggiato dietro al collo del femore, cioè dove normalmente si realizzano le fratture del femore, esiste il passaggio del nervo sciatico e dei nervi per i glutei, ma in questo caso anche in sede di ferita chirurgica, dove si va a aprire per sostituire il femore, fare una protesi, eccetera, esiste un'ampia rete di piccoli nervi. Allora, questo può essere un aspetto di dolore neuropatico cronico, nel senso che pianino pianino nel tempo una struttura nervosa o l'altra va soffrendo la compressione, la relativa ischemia, il difetto funzionale che può venire dal fatto che la cicatrice intorno diventa sempre più ostile, e quindi in questo caso sì, ci può stare una valutazione di capire se un trattamento di neuromodulazione può servire. In questi casi si procede di solito per step, si fanno cioè delle infiltrazioni scegliendo i punti precisi, con del banale anestetico o con dei farmaci vasoattivi, che permetterà di definire quali sono i punti precisi e convalidare la diagnosi. Se un trattamento così, che è un trattamento pro tempore, che ha un aspetto proprio diagnostico, dà la sua positività, allora in quei punti si può passare a fare il trattamento di neuromodulazione. Potrebbe essere una candidata. Potrebbe essere una conduzione. L'altro discorso delle fratture vertebrali, dicevo appunto, dipende anche da quanto tempo, perché se avessimo parlato di una frattura di 2 anni fa, chiaramente ormai non ha senso pensarci. Rispetto a fratture non così lontane nel tempo, che facciano ancora male, purtroppo è abbastanza frequente, e quindi vedendo la radiografia di quanto di perdita di altezza per una frattura vertebrale è uno schiacciamento di una vertebra, se la vertebra non è troppo schiacciata, non è stata troppo lesionata, cioè entro certi parametri di altezza vertebrale, esiste una tecnica che è la tecnica di vertebroplastica, che vuol dire andare a consolidare la frattura, cioè entrare con un ago dentro all'osso della vertebra e riempire questo cubetto di osso che è la vertebra con una resina acrilica, e questa in 3 minuti diventa solida, compattata e non fa più male. È una tecnica di larghissimo uso ormai da 15 di più anni,
è stata, diciamo, messa in campo, inventata all'inizio degli anni 2000, quindi ormai è diffusa in tutto il mondo. Noi sicuramente siamo stati, come EUNI e come mia attività personale, tra i primi in Italia a farla, e l'abbiamo portata, divulgata in moltissimi stati all'estero. E anche insegnata, no? Sì, molti, ecco, ed è comunque studenti. una tecnica che è assolutamente affidabile, fattibile, e entro i tempi, logicamente 7 mesi richiedono che ci sia, diciamo, una valutazione di solidità, basta una risonanza magnetica della colonna vertebrale per vedere, e la procedura è una procedura di day hospital di 20 minuti. Certo, allora andiamo a vedere con l'utilizzo delle immagini, dottore, proprio la tecnica della neuromodulazione, molto accreditata al giorno d'oggi. Che cosa... come si svolge? Allora, ecco, iniziamo a quell'immagine raccontare. così è molto così generica, diciamo, mostra il concetto che l'unità di movimento è quell'insieme vertebra, disco e vertebra. Quello che è importante è vedere che il nervo passa proprio dietro al disco, tra le due vertebre, in uno spazio ristretto. Lì, proprio in quell'angolino dove esce il nervo dalla colonna vertebrale, c'è il ganglio, cioè diciamo il cervello del nervo, e quindi la tecnica di neuromodulazione, come vuole essere rappresentata in quell'immagine, è la cosiddetta post-gangliare, cioè al di là di questa struttura che è il cervello del nervo. Si va con un piccolo ago direttamente su quel punto, attraverso quell'ago si introduce l'elettrodo che dà questi impulsi, che sono queste onde di radiofrequenze. Un'altra parallela tecnica è quest'altra, di agire invece dentro la colonna vertebrale, entrando sempre con una sottilissima fibra che in questo caso va prima del ganglio, cioè prossimalmente dentro al sistema della colonna vertebrale, quindi si affronta questo, diciamo, cervello del nervo dandogli gli stimoli nella zona pregangliare. La sostanza è che questi stimoli sono delle onde quadre bioelettriche che agiscono sul nervo, in quanto si chiama radiofrequenza pulsata, ogni secondo ci sono 200 millisecondi di stimolazione e 800 di silenzio. Questo è appunto la neuromodulazione. 40 anni fa si era cominciato facendo la neurolesione, cioè questi impulsi venivano dati in maniera continuativa e il nervo veniva lesionato, perché all'epoca si credeva che lesionare il nervo con questo sistema risolvesse il dolore. Poi si è visto negli anni purtroppo no, e invece la tecnica di neuromodulazione, cioè di correggere come il nervo conduce gli impulsi con questi delicatissimi sistemi, dà dei risultati significativi. Certo. Diamo spazio a una telefonata, Sì. E poi proseguiamo, perché abbiamo ancora qualcosa da raccontare che ci appunto spiega ancora meglio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Laura da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Laura, prego. Io avevo una domanda per il dottore. Io soffro da ottobre ininterrottamente praticamente di dolore al nervo sciatico, praticamente fino alla gamba e al gluteo sinistro, perché ho una scoliosi lombare brutta, che è peggiorata con gli anni chiaramente. Poi ho una torsione delle vertebre all'apice della scoliosi con interessamento L5-S1. Ho fatto una discolisi nel mese di dicembre che non ha avuto nessun effetto, e adesso ho fatto 12 sedute di ozonoterapia in sede proprio nelle due vertebre, che lo stesso hanno avuto un aspetto molto molto blando. Volevo sapere da lei se si può fare qualcosa oppure no. Grazie intanto Laura per la sua Grazie. telefonata. Sì, Prego, Laura. l'argomento è un argomento molto significativo, diciamo, nella conduzione attuale di questi problemi. La scoliosi, la signora ci ha rappresentato anche che è rotoscoliosi, cioè non solo la colonna è deviata di lato, ma le vertebre saranno anche ruotate, e il cardine dei movimenti della colonna vertebrale tra bacino e tronco è proprio quel livello L5 che la signora ha menzionato.
Quindi il dolore cosiddetto sciatalgico, il dolore di sciatalgia, cioè di dolore da lì lungo tutta la gamba, è un dolore dovuto al fatto che l'ambiente dove esce quella radice nervosa che abbiamo appena visto lì simboleggiata viene compressa e si ritrova in uno spazio ristretto. Spazio ristretto che in questo caso non sarà solo per un disco erniato, ma purtroppo sarà per lo sbilanciamento dell'osso, per il fatto che si sviluppa in quella sede uno schiacciamento di quel forame di uscita del nervo, perché le due vertebre saranno non solo più vicine ma anche con un angolo distorto e quindi sono strutture ossee che vanno a premere sul nervo e quindi probabilmente un trattamento di discolisi e di ozono era un po' poco, concettualmente è giusto per il concetto che l'opposto diventa un intervento molto impegnativo, molto invasivo, molto strutturale della colonna per via della scoliosi. La gestione dei sintomi con una discolisi con l'ozono ha troppo, diciamo, il rischio di essere temporalmente limitata. Magari ha avuto dei vantaggi sul subito, ma i vantaggi si sono estinti in breve perché il problema appunto è di osso che preme sui nervi. Quindi è una situazione un po' complessa. Un po' da analizzare, da valutare, quindi. Certamente sì. I passaggi che diventano passaggi di chirurgia in questo caso sono sicuramente passaggi di chirurgia importante. Adesso non abbiamo chiesto quanti anni ha la signora, quanto pesa, la struttura fisica, tutto l'insieme purtroppo diventa tutto un corollario da considerare. Una serie di informazioni, certo. Sì. Torniamo alle nostre immagini, ripartiamo per un attimo dalla prima, andiamo a vedere l'evoluzione. Perfetto, allora quella era l'immagine che rappresentava appunto il collocare questo cateterino che contiene l'elettrodo sul punto dove il nervo dall'interno della colonna vertebrale esce verso l'arto e quindi è lì dove appunto sotto scopia siamo certi di esserci collocati bene e andiamo a esercitare questi impulsi di onde radio, questa neuromodulazione. Continuando nell'operazione che associamo, che è la cosiddetta epidurolisi, cioè una pulizia del canale, andiamo ad aiutare il nervo anche dal punto di vista biochimico, nel senso che andiamo a fare una vera e propria pulizia mettendo, ed ecco nell'ultima immagine si vede come appunto il canalino è stato diciamo ripulito, si vede l'ombra in nero perché abbiamo messo ovviamente un mezzo di contrasto che ci permette di vedere dove vanno i farmaci che mettiamo e quindi abbiamo liberato un po' l'ambiente intorno ai nervi e incrementato il flusso di sangue e quindi aiutiamo il nervo non solo per la correzione del dolore ma anche per migliorargli il nutrimento con un trattamento combinato. Vediamo anche il contesto in cui si svolge, no? Nella prossima fotografia. Ecco, questo è l'assetto, ovviamente sono azioni di sala operatoria dove attraverso quel lago si entra direttamente nella colonna vertebrale e si va appunto a collegarci con il generatore di radiofrequenze e questo sistemino raffinatissimo, controllato sotto radiografia costante, ci permette di vedere dove andiamo, ci permette di iniettare farmaci e ci permette di neuromodulare, cioè dare questi impulsi di radiofrequenze nell'arco dei 20 minuti, mezz'ora del trattamento. Naturalmente il paziente può dormicchiare per merito dell'anestesista che lo tiene tranquillamente sedato, così la sofferenza della procedura è irrilevante. Certo. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Giorgio Libera. Buongiorno, prego, è in diretta, chieda pure. Sì, vuoi parlare con il dottor Alessandro per cortesia? Il dottore l'ascolta, prego, chieda pure. Sì, Buongiorno. io ho un disturbo arachide lombosacrale che da anni mi perseguita con delle contrazioni muscolari di notte e di giorno che mi fa impazzire. Io ho fatto di tutto. In ultima anche pregabalini, di tutto ho fatto, dance,
di tutto, insomma, ho fatto di tutto e di più, ma continua a curo. Non trova così. beneficio. Certo. Vediamo No. Sì. l'indicazione, sentiamo l'indicazione del Sì. dottor Alexandre. Ma dalla voce immagino che lei sia un po' avanti con gli anni, forse. 80 anni. Complimenti. Ci sono dei fattori purtroppo di colonna che si rovina nel tempo e posso immaginare quindi che abbia delle situazioni di stenosi, di strettoia della colonna vertebrale. Quindi, Lo schiacciamento del verde. Lo schiacciamento è stato lì. sì, sì, quindi c'è stato appunto uno sviluppo di situazioni che sono assieme aderenziali e di callosità di osso, posso immaginare, che premono contro le strutture nervose. I trattamenti che lei ha citato sono trattamenti appunto all'intorno della colonna vertebrale, trattamenti a livello, mi pare di capire, più ambulatoriali, probabilmente tecniche di endoscopia della colonna o tecniche di questo genere possono essere un passo in più nella gestione. Può servire sicuramente aggiungere qualcosa sia dal punto di vista appunto funzionale bioelettrico che dal punto di vista perché il pregabalin che lei ha citato è un farmaco che ha lo scopo specifico anche lui di correggere gli impulsi elettrici, quindi è nella stessa logica. Se non ha effetti collaterali può essere un aiutino interessante, però andrei a lavorare molto anche con la nutraceutica, cioè con sostanze di nutrimento che hanno lo scopo di aiutare che il nervo sia meno intossicato, più ossigenato, più vascolarizzato, meglio nutrito in poche parole. Ecco, questa è l'indicazione del dottor Alexandre. Lei sicuramente ha lasciato il numero alla nostra regia, poi vediamo in qualche modo magari Sì, di mettervi di aiutarlo in un attimo. contatto. Grazie per la Va sua bene, telefonata. grazie a lei. Grazie. Noi ci Grazie. fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero pochissimi minuti, ci ritroviamo qui tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta, torniamo a parlare di dolore e di cura del dolore. Abbiamo una telefonata in studio, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Io sono Rosa. Non abbiamo capito il nome, prego signora. Rosa. Rosa, prego, chieda pure. Senta, io sono 3 anni che sono stato operato per la terza volta al ginocchio della protesi, però mi è rimasto dentro il dolore e ho la gamba che non è sicura, devo portare la stampella. La gamba non è sicura a camminare, ecco, e in più si ferma il dolore spesso e devo sempre prendere un antidolorifico. Grazie per la sua Sì, telefonata. Prego, dottore, ha bisogno di chiedere qualche cosa? È stata operata per protesi del ginocchio, signora, una protesi Sì. su base dell'artrosi, non di traumi. La terza volta. Sì. Beh, lì i problemi della protesi in sé, essere operata più volte, sono questioni ortopediche in cui certamente... Non lo so, mi cedeva la Però, protesi sì. e perciò mi hanno operato a Negrar. Sembrava che mi hanno detto un ortopedico speciale, Sì. però mi è rimasta la gamba più corta e non ho la sensibilità, non mi sento sicura perché a volte mi cede e più c'ho dentro questo dolore al ginocchio che parte dalla coscia. Ecco. Chiaro, Sì. signora. Grazie. Prego, sì. dottore. Che Allora, indicazione qui il possiamo discorso dare? deve essere visto in 2 aspetti. Uno è il dolore del ginocchio di per sé. Può essere un dolore legato proprio all'artrosi che c'era, ai fatti chirurgici, un dolore, come abbiamo accennato prima per la signora, del femore, cioè un dolore legato alle cicatrici degli atti chirurgici, alla manipolazione dei tessuti.
Ci vanno assieme anche considerazioni che al di là della pressione cicatriziale sulle singole fibre nervose intervengono anche altri meccanismi che sono microvascolari, così come la cicatrice altera l'ambiente per un nervo che chiaramente attorno si ritrova un ambiente compressivo, arido come una cicatrice dura e comprimente, altrettanto le piccole arterie della zona non saranno più delle piccole arterie che portano il sangue in maniera fisiologica, bella, libera, eccetera, ma saranno anche lì degli ambienti dove l'irrorazione di sangue magari è scadente e quindi tutto questo fa male. In più ci aggiungiamo i problemi della meccanica, che chiaramente sarà una meccanica alterata, deformata e quindi magari fonte di dolore, però quello che la signora ha aggiunto è anche il fatto che per camminare ha bisogno di una stampella, di un appoggio esterno e che sente meno valida, meno forte la gamba. Allora qui si apre un altro discorso, che le alterazioni della forza purtroppo dipendono dal nervo che comanda i muscoli. Allora nel caso dietro al ginocchio c'è la divisione del nervo sciatico che per metà scende a innervare il polpaccio, per metà gira davanti e innerva i muscoli della tibia, e questo serve a muovere il piede, a camminare, a dare la forza ai muscoli. Che cosa Quindi potrebbe lì, essere utile? allora lì può essere utile la neuromodulazione per il primo aspetto, cioè il dolore locale, mentre per la perdita della forza, cedimento, eccetera, qui lì si può aprirsi un tema che è la neurolisi di un nervo periferico, cioè cercare di ridurre per un nervo periferico come il nervo sciatico, con la microchirurgia eventualmente dei nervi, cercare di ridurre questa compressione cicatriziale che preme. Ci sono anche lì tutto un altro mondo di tecniche francamente chirurgiche con cui andiamo a cercare di creare attorno al nervo un ambiente meno ostile. Certo. Lo abbiamo lasciato quasi alla fine, però il dolore cervicale è un dolore che insomma moltissime persone provano e che davvero inficia la quotidianità della vita. Raccontiamo questa tecnica, dottore, che è una tecnica innovativa, nuova e che davvero può dare dei risultati importanti. Sì, è un grossissimo passo avanti nel mondo della neuromodulazione, la PENS, mentre prima parlavamo della TENS, cioè l'elettrostimolazione transcutanea, che come dicevo è diventata una tecnica di uso ambulatoriale, di piccolo cabotaggio, diciamo, di gestione del dolore. Questa PENS invece è una tecnica che si svolge con un piccolo ago elettrodo sottocutaneo nell'area del dolore cervicale, per esempio. Questo elettrodo, che è collegato, come mostra il disegno, ad un generatore di radiofrequenze, questo elettrodo dà una serie di impulsi appunto di queste radiofrequenze, queste onde di radiofrequenza pulsata ad ampio raggio nell'ambito per esempio della base del collo per i dolori cervicali, e costruisce un trattamento quindi ancora più leggero che non la neuromodulazione con l'elettrodo collocato sotto scopia radiologica sul ganglio del nervo, quindi dove cerchiamo la precisione assoluta di andare a bersaglio al millimetro. Qui è un dolore che ha delle cause diverse, dopo dobbiamo dirlo, è un dolore che si può gestire con un trattamento globale della innervazione del collo con un elettrodo appunto che è soltanto sottocutaneo e che, come rappresenta il disegno, si può collocare addirittura soltanto con un'ecografia o addirittura, come si fa in molti centri, soprattutto negli Stati Uniti, senza nemmeno l'ecografia per collocarlo, perché è proprio collocato sottocute. Ecco, stiamo proprio vedendo come si svolge, questo, no? Sì, questo è il capitolo parallelo che si svolge ad aver collocato l'elettrodo, di andare con questo sistema che si chiama Interix a fare la neuromodulazione transcutanea con queste apparecchiature che sono appunto anche queste sofisticati sistemi di somministrazione di onde radio pulsate per gestire il dolore. Dobbiamo appunto qui dire che non parliamo di dolore da ernia del disco cervicale, non parliamo di dolore radicolare, cioè di solito l'ernia del disco cervicale genera un dolore che parte da un punto molto preciso perché c'è un nervo
pressato da un'ernia e si trasmette per esempio lungo il braccio fino a alcune dita della mano col formicolio. Quella è patologia di ernia del disco cervicale che va gestita con tecniche specifiche di gestione dell'ernia, e lì parliamo eventualmente della coblazione, dell'ozono, di sistemi appunto per il tessuto discale che è andato a disturbare il nervo. Certo. Questo invece per il dolore legato alla artrosi cervicale, alla distonia muscolare, alla fibromialgia, il dolore cervicale cronico, cioè dolori, come dicevamo prima, dove il fatto dolore comincia a staccarsi dalla sua causa reale. Questo trattamento della PENS sta prendendo un interesse enorme in tutto il mondo, è una tecnica nata da sarà 2 anni e mezzo, 3, ed ha veramente una esplosione di successo in tutto il mondo. Concludiamo insomma gli ultimi 20 secondi per dire che molto possiamo fare in termini di prevenzione del dolore, prevenzione di stili di vita che poi possono portare a patologie, quindi sì, a dolore. La prevenzione è una cosa bellissima, perché soprattutto con gli studi di questi ultimi anni si è capito che anche quando uno non è più giovanissimo comincia ad avere sintomatologia di dolore, di disturbi, di limitazioni funzionali, la cosa importante è proprio il movimento. Diciamo che siamo una macchina fatta per muoversi, e mentre negli anni scorsi si capiva che ovviamente l'attività fisica fa bene, ovviamente muoversi ti tiene tonico, tiene sui muscoli, osservazioni diciamo banali che sono nella mente di tutti, moltissime ricerche scientifiche di questi ultimi anni stanno dimostrando le motivazioni biochimiche per cui il lavoro muscolare corregge per esempio il rischio di vasculopatia cardiaca, di vasculopatia cerebrale in maniera veramente significativa, così come corregge per esempio il diabete di tipo 2, perché corregge i meccanismi enzimatici che causano il diabete di tipo 2. E ultimissima cosa di enorme interesse recente, che si è visto che proprio i muscoli che lavorano producono un ormone che serve al cervello per funzionare meglio. Quindi esiste tutta una concatenazione di cose per cui muoviti che stai meglio di cuore, stai meglio di circolazione, di pressione, di diabete, di pressione arteriosa, certo. Stai meglio persino di elasticità mentale. Davvero nella globalità. Sì. Grazie al dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto Euni, come sempre chiarissimo nelle cose che ci spiega. Grazie davvero, grazie a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.